Il sistema solare. Fotosfera. Si forma da una superficie e da uno strato quasi sferici del Sole o di una stella da cui è emessa la luce. Irraggiamento. Emissione di raggi da una sorgente. È una forma della trasmissione del calore in cui l'emissione d'energia avviene in forma di raggi. Convezione. È la propagazione del calore all'interno di un fluido, prodotta dal moto del liquido stesso. Brillamenti, flares. È un breve e repentino aumento della luminosità di un punto del disco solare. Pianeta Gioviano. In principio, alla propria posizione rispetto alla zona degli asteroidi, è un pianeta esterno. Ha gran massa, diversi satelliti e ruota molto rapidamente. Domande sul sistema solare. I pianeti hanno una velocità di rivoluzione costante? I pianeti hanno una velocità di rivoluzione costante. Quali fattori influenzano la temperatura superficiale di un pianeta? La temperatura dei pianeti e le variazioni annue continue dipendono da numerosi fattori: la distanza dal Sole, la presenza di un'atmosfera o la sua composizione chimica, l'inclinazione dell'asse di rotazione. Quest'ultima può determinare notevoli variazioni nell'insolazione nel corso dell'anno e irraggiamento differente da luogo a luogo. Quale satellite del Sistema Solare è più simile alla Terra? Potrebbe essere la Luna, satellite della Terra? Phobos, satellite di Marte? Io o Europa, che sono due satelliti di Giove? O magari Tritone, satellite di Nettuno? Volete la risposta? Io, Giove. Sistema solare. Individuato un mini pianeta oltre Nettuno. La rivista Nature del 5 giugno 1997 dà notizia dell'identificazione da parte di un gruppo d'astronomi nell'Università di Honolulu e dell'Harvard Smithsonian Center d'Astrofisica di Cambridge, nella Massachusetts, di un corpo celeste di natura simile a quella di una cometa, in orbita intorno al Sole di là dal pianeta Nettuno. Si tratterebbe dell'oggetto più luminoso avvistato dopo la Luna di Plutone, Charon, circa 40 anni fa. L'oggetto, individuato mediante il telescopio a riflessione posizionato sul vulcano spento Mauna Kea, ha un diametro di circa 490 km e percorre un'orbita ellittica schiacciata, eccentrica molto, la cui distanza minima dal Sole risulta di 35 unità astronomiche. Un'unità astronomica equivale a 150 milioni di chilometri, ossia la distanza media Terra-Sole, e quella massima di 130 UA. Per avere un termine di paragone si può ricordare che Nettuno percorre un'orbita quasi circolare di raggio medio pari a 30 UA. Secondo gli scopritori, l'oggetto farebbe parte di una serie di corpi situati tra due addensamenti di materia ghiacciata alla periferia del Sistema Solare, detti rispettivamente fascia di Kuiper e nube d'Oort. La prima, intitolata all'astronomo olandese che ne ipotizzò l'esistenza, sarebbe un anello appiattito compreso tra le 30 e le 50 UA di distanza dal Sole. Si costituirebbe di corpi, in parte osservati, che ruotano su un'orbita pressoché circolare complanare a quella dei pianeti maggiori. La seconda, anch'essa battezzata con il nome dell'astronomo che per primo ne parlò nel 1950, sarebbe invece una superficie sferica centrata nel Sole, di raggio medio pari a 50.000 UA, la cui esistenza è generalmente accettata, benché non esistano ancora prove sperimentali. Da entrambe trarrebbero origine le comete che periodicamente attraversano lo spazio interplanetario del Sistema Solare. Stando alle teorie più accreditate, entrambi i raggruppamenti di materia sarebbero i resti dell'immenso ammasso discoidale di gas e polveri, da cui il Sistema Solare ha tratto origine oltre 4,5 miliardi d'anni fa. Trovandosi a distanza eccessiva dal centro di massa ed essendo molto diradata, la materia oggi addensata nella fascia di Kuiper e nella nube d'Oort non si coinvolse nel processo di contrazione gravitazionale che portò alla formazione del Sole e dei pianeti.
L'orbita eccentrica e molto inclinata del corpo celeste osservato, che lo distingue da quelli della fascia di Kuiper, e le stime sulla sua distanza normale dal Sole farebbero pensare che si tratti proprio di un corpo situato nella regione compresa tra i due addensamenti dove, secondo gli astronomi dell'Harvard Smithsonian Center, si troverebbero circa 6.400 corpi simili.